Quella che si suol dire una toccata e fuga nel palazzo della Regione Veneto. Il neo ministro dello sviluppo Flavio Zanonato stringe cordialmente la mano al presidente veneto Luca Zaia prima di affrontare un colloquio lungo 35 minuti. Molto tecnico, strettamente legato ai problemi del Veneto che l'ex sindaco di Padova conosce bene: economia, disoccupazione, infrastrutture. Il mio interesse è essere per il Veneto, la Regione, l'istituzione Regione, il Presidente Luca Zaia, un punto di riferimento all'interno del governo, e lo farò con enorme piacere. Sono convinto che fare gli interessi del Veneto sia fare gli interessi di tutto il Paese. È una locomotiva la nostra che è già in movimento con risultati importanti e che, se accelera, traina la ripresa nazionale. Quindi fare gli interessi dei veneti non è fare gli interessi di una parte del Paese, è fare gli interessi di tutto il Paese. Questo è un punto che dobbiamo avere chiaro tutti quanti. Ci sono un sacco di cose che il mio Ministero vede di concerto con la Regione, quindi le vedremo tutti insieme, perché ci occupiamo di industria e di energia, solo per citare due, di commercio con l'estero. E proprio l'energia ha portato Zanonato e Zaia a convergere sul rilancio del progetto per la centrale Enel di Porto Tolle, per la quale il Ministro ha in programma a breve un incontro con il Presidente dell'Enel. Se volessimo già immettere sul mercato del lavoro e nel circuito economico 2,5 miliardi di euro, abbiamo la centrale di Porto Tolle, che non è colpa del Ministero se non si sta facendo, ma penso che il Ministro potrebbe essere giusto promotore e mediatore affinché l'Enel si decida di partire. I due hanno stilato un piccolo elenco di questioni che avranno modo di iniziare a dibattere a breve. È partita solo del governo invece la questione del patto di stabilità, sul quale il Ministro si è espresso vestendo ancora i panni in parte del primo cittadino. In realtà il patto di stabilità non può non essere rispettato dai comuni, non è una decisione amministrativa, è una decisione che è scritta nelle leggi. Il dirigente che deve stabilire queste cose non può che far rispettare le norme, ma è un urlo di dolore per dire: non sono in grado di rispettare le mie funzioni e quanto mi attribuisce la Costituzione in questa situazione. Allora, la primissima cosa, siccome serve liquidità, serve il denaro per far funzionare le aziende, per far funzionare i comuni, e questo arriva solo dal credito, cioè lo dobbiamo prendere a prestito, perché non è che è stato nascosto un tesoretto e dice: beh, dai, usiamolo. Il primo problema è questo, quello della credibilità, che allenti il patto di stabilità a livello europeo, che quindi a sua volta riduca il patto di stabilità per gli enti, per le regioni e per i comuni, gli enti locali, ed è lì il punto di partenza. Devi essere credibile, cioè devi convincere i partner europei che quando arrivano soldi non vanno spesi e non si vedono più, vanno investiti e renderanno a distanza di un anno